Daniele D'Agaro al sax, si vede solo il tronco, Tobias Delius, Sean Bergin e Davide Ghidoni, di cui si vede solo la mano che imbraccia la tromba. Questa è una foto che a me piace tantissimo, infatti la uso spesso, perché secondo me descrive molto bene come funziona l'improvvisazione jazzistica, quali sono le basi dell'improvvisazione jazzistica, come il musicista si relaziona all'improvvisazione jazzistica. Guardatela in sequenza da destra verso sinistra, Sean Bergin che sta prendendo un attimo di pausa, relax, concentrazione, azione.